Se in Sardegna il commercio soffre con la scomparsa nel 2013 di 613 esercizi commerciali, la provincia di Nuoro non sta meglio, anzi, i dati elaborati dall'Osservatorio della Confesercenti regionale indicano che la Sardegna centrale ha fatto registrare la chiusura di 97 aziende, nel dettaglio 65 a Nuoro e 32 in Ogliastra. Infatti il saldo tra nuove aperture e chiusure è negativo, le imprese in sede fissa aperte sono state 87, mentre quelle cessate 184. Entrando nello specifico, tra quelle chiuse 29 erano del settore alimentare. Nel complesso le due province perdono in 8 mesi il 3,3% del totale delle imprese contro una media regionale del 2%. Questo, secondo la Confesercenti provinciale, dà il segno di quanto si aggrava la crisi. Se il commercio in senso stretto soffre, non sta meglio il comparto legato al settore somministrazione e ricettivo, che ha perso 44 attività, il 2,5% del totale. Anche in questo caso dati al di sopra della media sarda, che è dell'1,3%. I numeri anche nel nuorese e in Ogliastra dicono che sta crescendo il commercio su strade e in aree pubbliche, che segna la nascita di 27 aziende frutto di 45 iscrizioni e 18 cancellazioni. In maggioranza si tratta di commercianti stranieri e questo, secondo la Confesercenti, è un dato da analizzare. Ormai è chiaro a tutti che le liberalizzazioni delle aperture non sono servite ad agganciare la ripresa, ma solo a peggiorare la situazione, ha commentato Dario Cappelli, presidente della Confesercenti di Nuoro e Ogliastra. Non è tenendo aperto sempre che si aiuta il settore, c'è bisogno di un cambiamento, non si può continuare a far finta di nulla. Chi ha la responsabilità di governo a tutti i livelli ci dia risposte concrete se vuole impedire il crollo di un comparto economico di vitale importanza per l'economia e l'occupazione. Dallo stesso avviso anche Giambattista Piana, direttore regionale della Confesercenti. I dati non lasciano tanto spazio alla fantasia e a particolari interpretazioni. Commercio e turismo sono in uno stato comatoso, la recessione tecnicamente sarà anche prossima alla fine come qualcuno dice, ma purtroppo altrettanto non si può dire della crisi del commercio e di quella del turismo. Tutti i nodi ormai vengono al pettine, sottolinea Piana, e purtroppo credo che negli ultimi 4 mesi dell'anno la tendenza sarà ancora più accentuata. A voler essere ostinatamente ottimisti rimarchiamo il dato positivo del commercio su area pubblica, conclude Piana, ma anche qui dobbiamo evidenziare che gli imprenditori sardi continuano a cessare le attività sostituite a loro volta da imprese straniere, purtroppo quasi mai completamente regolari.